Malta, dunque sul campo della Valletta, dopo che a Palermo venerdì sera gli azzurri si sono imposti a fatica nei confronti dell'Azerbaigian, doppietta di Giorgio Chiellini, che tra l'altro si è reso protagonista in negativo anche nell'episodio dell'autogol, che ha così messo un po' in ambasce la squadra di Conte, comunque uscita vittoriosa, comunque a punteggio pieno in questo girone, che comanda con 6 punti insieme alla Croazia. Italia ha battuto Norvegia e Azerbaigian questa sera, il terzo passaggio sul campo di Malta, quindi diciamo geograficamente anche vicino a dove si è giocata la partita di venerdì a Palermo, dunque un tratto contenuto tra la partita di venerdì e quella di questa sera, per un'Italia che vuole i 3 punti. Graziano Pellè, la novità per Antonio Conti insieme ad Immobile là davanti nel reparto offensivo in quello che è il 3-5-2 designato per affrontare i maltesi. Intanto buon pomeriggio naturalmente anche a Daniele Amadasi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori, e ben ritrovati in questa puntata numero 421 di Calcio Parlando On Air su RPL. Dunque la nazionale, la squadra di Antonio Conte tra gli argomenti di oggi, con quello che è il secondo intervento nel giro di un paio di giorni per le qualificazioni all'Europeo. Andiamo ovviamente indietro di qualche ora, qualche giorno se vogliamo, con quello che è stato il 2-1 di Palermo venerdì sera, risolta la partita da Chiellini, abbiamo detto, con un'Italia comunque ancora alle prese ovviamente con alcune incognite del caso, Daniele. Sì, alcune incognite, soprattutto direi a una nazionale che sta giocando abbastanza bene, anche se la vittoria ottenuta a Palermo è arrivata alla fine un po', direi, più per merito del carattere e della voglia comunque di riuscire a portarla a casa, che però è già qualcosa di buono, perché non si è vista una squadra dall'encefalogramma piatta come quello che Prandelli aveva portato ai mondiali in Brasile. È un'Italia che però ha faticato oltremodo per superare l'Azerbaigian. Giustamente hai detto bene te, ha fatto tutto Chiellini, una doppietta e poi un'autorete in coabitazione con Buffon, quindi è strano che l'Italia comunque sia riuscita a passare con una doppietta di un difensore centrale, però alla fine contavano i punti, contava la vittoria, rimanere al primo posto di un girone comunque abbastanza facile, perché l'avversario principale è la Croazia, però ricordiamo che per Euro 2016 in programma in Francia passano le prime 2 di ogni girone più le migliori teste, per cui per l'Italia direi è praticamente impossibile non centrare l'obiettivo qualificazione alla fase finale. Questa sera si gioca a Malta, altra gara che sulla carta dovrebbe vedere una facile vittoria azzurra, vedremo se sarà così. Cambieranno 4 giocatori, 2 esterni, quindi di sicuro poi vedremo anche Pasquale schierato fra i titolari. Verratti dovrebbe andare a sostituire Pirlo in cabina di regia, e poi c'è la novità di Graziano Pellè, quindi il giocatore leccese che non aveva trovato fortuna in Italia con le maglie di Sampdoria e Parma, era dovuto emigrare in Olanda, aveva fatto bene comunque con le Feyenoord e adesso invece è passato poi praticamente in Inghilterra nel fine del Southampton, quindi questo anche la situazione praticamente che vedrà Pellè giocare questa sera in attacco a fianco di Immobile. Quindi l'attaccante che tra l'altro ha militato in Serie A anche nel Parma e invece nel campionato di Serie B
fatto un girone in cui, come ricordavamo Daniele, non si può tanto spendersi in calcoli, proprio perché la qualificazione è estesa alle prime due. Dunque, se c'è un momento in cui tirarsi su, in cui risollevarsi, è proprio questo per Conte e anche per la credibilità di questa nazionale post mondiale. Assolutamente. Nel frattempo, Adriano, permetti una comunicazione di servizio, perché il ritorno è abbastanza difficile, nel senso che ho sentito soltanto in parte quello che dicevi, per cui chiedo alla regia poi di mettere a posto anche l'audio per quello che riguarda appunto la telefonata in esterna. È vero, questa sera l'Italia non può assolutamente fallire un obiettivo. Abbiamo detto l'obiettivo è portare a casa la vittoria, poi vedremo se arriverà col gioco o meno. Dell'Italia, però le stesse persone che oggi criticavano sono quelle che avevano esaltato gli azzurri quando avevano visto l'Italia superare a Bari l'Olanda. Bisogna dare tempo a una nazionale comunque che sta ripartendo, e l'obiettivo logicamente è non fallire, ma direi che sarà comunque un obiettivo abbastanza semplice: la qualificazione in Francia e poi soprattutto fare un buon europeo. Ricordiamo che l'Italia ha ingaggiato Conte per fare meglio di Prandelli, e ricordiamo che Prandelli a livello europeo è arrivato secondo, per cui Conte c'ha poco da fare: o arriva secondo, poi a livello di mondiali vedremo cosa succederà nel 2018, considerando che comunque non sarà certamente, direi, difficile in questo caso migliorare la pessima prestazione fatta dall'Italia di Prandelli, per cui siamo tutti curiosi di vedere come andrà il cammino dell'Italia, non tanto questa sera contro Malta, ma soprattutto per il doppio impegno che la nazionale senior dovrà andare a fare contro la Croazia, quantomeno un avversario importante dove l'Italia magari potrà giocarsi il primo posto dicendo almeno ho battuto la Croazia, non direi altre squadre materasso come potrebbe essere l'Azerbaigian, con tutto rispetto, oppure Malta che affronterà questa sera in trasferta. Croazia che appunto sarà di scena proprio qui a Milano nel prossimo impegno dell'Italia, il 16 di novembre, poco più di un mese, sarà una domenica, per quello che è avversari alla mano l'impegno più difficoltoso sulla carta degli azzurri. Gruppo H per l'Italia di Antonio Conte, che appunto comanda il girone proprio insieme alla Croazia. Chissà se si potrà parlare di sfida al vertice, se proseguiranno entrambe a punteggio pieno, perché questo è il diciamo un capitolo difensivo che è abbastanza interessante. Chi invece, Daniele, ha dovuto ingoiare un boccone amaro è la Russia di Capello, perché dopo un mondiale in cui non è arrivata nemmeno una vittoria, ma soprattutto c'è stata l'eliminazione al primo turno nella fase a gironi, Capello con la Russia ha battuto il Liechtenstein 4-0, poi ha pareggiato in Svezia 1-1 venerdì, e fin qui diciamo ci può stare, però ieri contro la Moldavia soltanto 1-1, deludentissimo questo risultato, che al di là di una classifica che ha visto ovviamente la Russia scavalcata, diciamo che nel girone che è il gruppo G, quello della Russia di Capello, non è poi scontatissimo che l'europeo, il pass per l'europeo possa arrivare in maniera così agevole, perché insomma le squadre, parliamo di Austria, Montenegro, la stessa Svezia, sono di tutto rispetto, o quasi, se parametrate alla Russia che stiamo vedendo adesso. Ma la Russia rappresenta una delle principali delusioni di questo avvio delle qualificazioni europee, considerando che la nazionale di Capello già ai mondiali si pensava potesse fare meglio, perché non aveva un girone difficile, non è riuscito a passare la prima fase, e poi anche perché Capello, ricordiamo, è l'allenatore più pagato al mondo, vero? Non c'è nessuna federazione a livello mondiale che paga quello che dà la federazione russa a Fabio Capello, un Fabio Capello che a livello di nazionale, bisogna dirlo, ha un curriculum abbastanza scadente, perché con l'Inghilterra non ha fatto bene e sta facendo molto male con la Russia, e sarebbe scandaloso se la Russia non riuscisse neanche a qualificarsi
per l'Euro 2016. Le polemiche ci sono, il problema però è l'ingaggio folle che la Russia ha dato a Capello, per cui in questo caso l'esonero porterebbe poi anche dietro una questione monetaria che la federazione russa non vuole pagare, e in questo caso è vuoto, e soprattutto vorrebbe cercare di evitare un fallimento tecnico. Vedremo quindi che cosa succederà. Certo è che è una situazione abbastanza strana, dove di fatto Capello rimane saldamente sulla panchina soltanto perché ha uno stipendio talmente alto che non permette alla federazione russa di pensare all'esonero. Questo anche è un dato che sta uscendo da queste prime gare di qualificazione europea, che però, ricordiamo, stanno facendo vedere una serie di risultati particolari. Ha vinto la Spagna 4-0 in casa del Lussemburgo, di misura invece l'Inghilterra, che si è sbarazzata dell'Estonia, anch'essa fuori casa. In trasferta è una Spagna che tuttavia non comanda il proprio girone, proprio perché paga la sconfitta abbastanza sorprendente di venerdì contro la Slovacchia. La nazionale di Hamsik, tanto per intenderci, è al comando, punteggio pieno con 9 punti. C'è invece un'Inghilterra che è a punteggio pieno, 8 gol segnati, 0 subiti, quindi piuttosto solida anche nei numeri, una squadra quella inglese che comunque non ha certo un girone trascendentale: Slovenia, Lituania, Estonia, Svizzera e San Marino. Peraltro la Svizzera ha perso 2 partite su 2, quindi quella che dovrebbe essere la seconda squadra accreditata per andare all'Europeo ha decisamente stentato fino a questo momento. Olanda che invece ha perso la prima partita, è riuscita a vincere la seconda, giocherà oggi contro il Kazakistan, con quello che, anzi, Kazakistan gioca contro la Repubblica Ceca, ha giocato l'Olanda venerdì contro il Kazakistan, evidentemente vincendo. E tra le gare di oggi andiamo a vedere un Islanda-Olanda, appunto in scaletta alle 20:45, insieme a Lettonia-Turchia, Galles-Cipro, Croazia-Azerbaijan, di cui abbiamo detto, Norvegia, Bulgaria, Bosnia-Belgio, Andorra, Israele, appunto, Kazakistan, Repubblica Ceca, collocata invece alle ore 18. Questo è il quadro riassuntivo delle partite, che poi proseguiranno sempre per la terza giornata anche domani, perché così è il cambiamento stabilito dall'UEFA, con le partite di qualificazione diluite su più giorni. Si gioca allo stesso orario, in questo caso tutte le partite alle 20:45. Domani, ad esempio, in campo la Germania, ci sarà il Portogallo, che invece è ospite della Danimarca, quindi è abbastanza interessante questa partita, mentre la Germania gioca contro l'Irlanda, una Germania sconfitta in Polonia. Questa è l'altra sorpresa, diciamo, Daniele, 2 grandi cadute nel weekend che abbiamo registrato: la Germania in Polonia, la Spagna invece in terra slovacca. Sì, infatti l'avevamo detto prima, dei risultati a sorpresa, di sicuro sono andati a pagare dazio alla Germania campione del mondo, e una Spagna che sta cercando di ripartire dopo il fallimento ai mondiali in Brasile. Giustamente hai ricordato bene te anche la modifica da parte dell'UEFA, perché si gioca praticamente, giocano tutte le nazionali, quindi tutti i campionati fermi. Per chi gioca il venerdì gioca la seconda gara il lunedì, chi gioca il sabato gioca la seconda gara al martedì, per cui, a parte la domenica, direi che sono 4 giorni in cui si vanno a disputare 2 giornate piene, e questo fa parte anche di quell'uniformazione a livello di calendari internazionali, che sarebbe poi magari ottimale qualora tutti i campionati principali avessero il numero di formazioni medesime. Questo quindi porterebbe poi logicamente a un beneficio anche ai club che vanno a disputare poi le coppe europee. Quindi è l'abbiamo detto, tanti risultati particolari. Di sicuro, oltre alla Russia che è partita malissimo, direi che le sconfitte di Germania e Spagna in questo momento hanno occupato le prime pagine dei giornali internazionali a livello sportivo. Risultati che certamente non hanno rispecchiato, diciamo, i pronostici della vigilia, unitamente, come detto, a quello della Russia, che contro la Moldavia, 102esima nel ranking FIFA, ha soltanto rimediato un 1-1, segnando sul rigore, venendo poi raggiunta
appena un minuto dopo. Detto questo, siamo nella settimana che ci riporta al campionato, settima giornata di Serie A con Roma-Juve impegnate al sabato. Andremo poi ovviamente a parlarne anche nel corso della prossima puntata proprio di presentazione al campionato. C'è una Roma che aspetta il Chievo, si gioca sabato alle 18, c'è una Juventus che invece sarà di scena a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, poi Verona-Milan, poi Inter-Napoli, tutto questo invece alla domenica, quindi andiamo anche con il conto alla rovescia verso la ripresa della Serie A. Ripartiamo e speriamo di avere magari meno polemica, anche se oggi direi che forse anche il gioco delle parti, però il presidente dell'AIA Nicchia ha dichiarato che a livello di immagini che sono state mostrate anche all'UEFA e all'estero è stato promosso l'operato di Rocchi in Juventus Roma. In effetti poi anche noi avevamo detto che, analizzando con l'ex arbitro Mario Mazzoleni, c'era soltanto un eventuale dubbio sull'ultima rete bianconera, nonostante magari una certa stampa abbia poi gridato allo scandalo per quanto è successo a Juventus Stadium. Quindi cerchiamo di ripartire con questa corsa 2 verso lo scudetto. La Juventus che parte da +3 nei confronti della Roma dopo la vittoria nello scontro diretto per 3-2. La Roma sulla carta è una gara facile perché affronta un Chievo Verona che in questo momento non definisco in crisi, però di sicuro non è in un buon stato di salute. La Juventus invece va sul campo di un Sassuolo che per adesso sta facendo male, però l'anno scorso contro Allegri ha fatto benissimo, andando a superare il Milan all'epoca per 4-3 e provocando poi l'esonero di Allegri. Vedremo cosa succederà. La Juventus cerca la 7ª vittoria consecutiva, la Roma invece cerca di ripartire lasciandosi addietro tutte le varie polemiche. Una giornata numero 7 che poi vedrà come partite principali quella in programma allo stadio Meazza. Quando gioca l'Inter lo chiamiamo così, quando gioca il Milan lo chiamiamo San Siro, come è giusto che sia. Allo stadio Meazza l'Inter andrà ad affrontare Napoli, una gara importante soprattutto per Mazzarri, l'abbiamo già detto. L'Inter dopo 2 sconfitte deve assolutamente tornare a vincere, e Napoli invece cerca di riprendere un po' il cammino perso dopo l'avvio non certo entusiasmante in campionato. Addirittura il presidente Laurentiis ha offerto 1 milione di euro di premi ai suoi per vincere, non tanto perché vuole la vittoria, ma perché, diciamo così, è convinto che una sconfitta potrebbe provocare qualche cosa di non positivo per Mazzarri. Questo anche per dire come si vive oramai a questo mondo, dove magari conta più il male degli altri piuttosto che il bene proprio, e perché magari qualcuno è convinto che dopo la 3ª sconfitta consecutiva possa arrivare l'esonero di Mazzarri. E poi direi sarà molto particolare e anche interessante la gara in programma al Bentegodi, dove l'Hellas Verona affronta un Milan che continua a essere pompato, direi, in casa a livello interno. Ieri il presidente Silvio Berlusconi ha fatto visita alla propria squadra, ha detto l'obiettivo di sicuro di arrivare in Europa, questo lo sapevamo, però parlavamo di Europa League, lui invece ha già alzato l'asticella pensando alla Champions League e dicendo il mio sogno nel 2016 vedere il Milan in finale in Champions League. Ecco, l'abbiamo detto anche oggi in maniera simpatica, sarebbe stato bello ieri, dopo l'intervista che il presidente del Milan ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport, andare a provare la temperatura corporea di Silvio Berlusconi. Probabilmente avremmo visto che qualche grado di febbre non solo l'avrebbe avuto il patrone rossonero. Una finale di Champions che peraltro il prossimo anno si giocherà a Milano, dunque se vogliamo un incentivo in più, quando nel 2001, peraltro l'ultima volta si giocò a Milano, si giocò nella nostra città, l'atto conclusivo della Champions, furono Valencia e Bayern Monaco a contendersi. A Milan e Inter andarono piuttosto male, tra l'altro con i nerazzurri che uscirono al turno preliminare. Il Milan andò fuori nella fase a gironi, quindi si cercherà di scongiurare, però in questo caso mancano proprio le basi, se vogliamo, perché al momento, allo stato attuale, qualificarsi alla Champions, prendere il 3° posto per Inter e Milan sarebbe veramente tanto. Siamo ovviamente alla metà di ottobre, per il momento le indicazioni sono queste: lesioni al polpaccio per Keita, la Roma perde un suo centrocampista, ne trova in compenso un altro come Daniele De Rossi, che partirà dal primo minuto nella gara
contro il Chievo, l'anticipo di sabato. Alle 18 c'è poi una Juventus che invece si affiderà a Pirlo destinato a riposare nella serata odierna, nella partita contro Malta, peraltro, e dopo andremo anche a vederlo per quel che riguarda la rassegna stampa sportiva. Pirlo ha dedicato un bel capitolo della sua autobiografia alla marcatura di Schembri, di lui Schembri, che gioca nel Malta, e ricordiamo 2 anni fa, anzi no, l'anno scorso, la partita di Malta, quella che comunque vide l'Italia vittoriosa, e Pirlo insomma ha parlato nel dettaglio della marcatura a lui riservata da Schembri, abbastanza caratteristico, no? Tutta la descrizione. Pirlo oggi però non ci sarà, il numero 13 di Malta sì, sarà in attacco nel 3-5-2 moduli a specchio questa sera per la nazionale maltese, allenata peraltro da un italiano, Pietro Ghedin, e l'Italia di Antonio Conte. Dunque, tornando sul campionato, anche Fiorentina-Lazio è tra le partite di maggior interesse. C'è ricordiamo anche Cagliari-Sampdoria, ci sarà Atalanta-Parma, un Palermo-Cesena che sa quasi di ultima spiaggia per Beppe Iachini, comunque sempre sotto esame. Interessante all'Olimpico di Torino questo Torino-Udinese, invece, mentre chiuderà lunedì prossimo il programma Genoa-Empoli a Marassi. Sì, Torino-Udinese soprattutto potrebbe rappresentare una gara quasi in ottica Europa League, per 2 formazioni che comunque, una è partita meno bene il Torino, l'altra è partita molto bene l'Udinese, cercheranno magari di fare un altro ottimo campionato. L'Udinese ha fallito soltanto, direi, l'ultima gara interna, quando ha pareggiato in casa 1 col Cesena, era convinto dalla vittoria, poi ha subito la rete di Cascione proprio al minuto 94. Per resto la formazione friulana ha perso soltanto una gara a Torino contro la Juventus. Per il resto, l'abbiamo detto, un turno di campionato, tante gare interessanti, e vedremo un po' che cosa succederà, soprattutto per la parte alta e soprattutto anche per le formazioni che cercano di ripartire. Prima giustamente hai ricordato le ambizioni magari europee di Inter e Milan, però dire che forse l'Inter ha qualcosa in più ancora per me, per cercare magari di arrivare il terzo. Il Milan penso che per arrivare terzo dovrebbe fare una sorta di miracolo, e soprattutto a gennaio bisognerebbe comprare dei giocatori, ma comprare dei giocatori seri, investendo milionati di euro e non i soliti arrivi a parametro zero, sperando che poi, diciamo così, sia stata azzeccata la mossa da parte del signor Galliani sul mercato. L'Inter probabilmente giocherà al terzo posto con il Napoli, questo almeno è quello che penso io, considerando che Juventus e Roma sono veramente di un livello completamente diverso dalle altre 18 formazioni della massima serie. Per il Milan invece mi auguro che Filippo Inzaghi possa lavorare in maniera tranquilla, gli sia dato il tempo di fare al meglio tutto quello che sta facendo, senza logicamente mettergli magari strane idee come quelle che però stiamo sentendo, perché Milan era partito bene, si parlava già di scudetto, adesso aveva pareggiato 2 partite di fila, poi è andata a vincere una in casa, si riparla già di zona Champions League. Ecco, teniamo i piedi per terra, facciamo lavorare Pippo Inzaghi in maniera tranquilla, magari diamogli qualche acquisto importante a gennaio, e vedremo poi se sarà stato bravo o meno a portare il Milan in Europa. Quello sì, vedremo se sarà Europa League oppure se sarà una sorta che secondo me potrebbe essere equiparato a un miracolo calcistico, quasi come la vittoria dello scudetto da parte del Milan. Tra poco anche la rassegna stampa, come detto, i principali quotidiani, quelli sportivi, ovviamente le loro prime pagine con quello che ovviamente è il contenuto, l'attualità, la Serie B e anche insomma i risultati del campionato di Lega Pro. Salutando intanto Daniele Amadasi, che ci dà appuntamento a sabato ore 13:10. Sì, a livello radiofonico l'appuntamento è per sabato, mentre a livello logicamente internet siamo quotidianamente presenti, www.calcioparlando.com, su Facebook Calcioparlando RPL, chiedeteci l'amicizia. Lo stesso discorso per quello che riguarda il nostro profilo Twitter @calcioparlando. Restate sulle frequenze di Radio Padania, tra pochissimo ancora Calcioparlando. 1, 2
Eccoci di nuovo in diretta, Calcio Parlando, oggi in questo lunedì 13 ottobre 2014 con i contenuti che per forza di cose esulano dal campionato di Serie A. Ieri non si è giocato per dare spazio alle gare delle nazionali, nella fattispecie l'Italia scese in campo venerdì e ha battuto a Palermo l'Azerbaigian 2-1. Questa sera di nuovo contro Malta, però alla Valletta, sempre ore 20:45. Dunque appuntamento per la nazionale di Conte, cercando di rimanere a punteggio pieno nel proprio raggruppamento. Obiettivo 9 punti, lo stesso che ha ovviamente la Croazia, il gruppo H. I croati affrontano l'Azerbaigian, ma naturalmente in quest'ottica è da inquadrare anche quello che sarà Italia-Croazia a Milano il 16 di novembre. Intanto andiamo con la rassegna stampa, visto che le probabili formazioni avevamo già date, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Nella prima parte c'è Graziano Pellè insieme ad Immobile davanti, esordio per il giocatore del Southampton. Andiamo con la Gazzetta dello Sport. Berlusconi in campo, tornerà il grande Milan. Questa è l'intervista, gli stralci principali. La squadra è da 7, Inzaghi però merita 8. L'Europa obiettivo stagionale, ma il sogno è la finale di Champions di Milano 2016. Un giorno Barbara sarà presidente, tra lei e Galliani c'è armonia. Balotelli fu acquistato contro il mio parere, non venderò mai a uno straniero e forse nemmeno un italiano. Ok alla Moviola, sto lavorando alle serate tutto Milan, sfide del martedì a San Siro tra italiani e stranieri della nostra rosa, con l'esperimento delle punizioni senza barriera. Poco calcio nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. Al di là di questa intervista a Berlusconi c'è ovviamente il capitolo nazionale. La squadra di Conte scocca l'ora di Pellè, tentazione Verratti contro Malta, ore 20:45. Il CT Conte rivoluziona l'Italia, Pirlo a riposo, spazio al giovane regista. Qualificazioni per Euro 2016, ovviamente si parla di questo. Campionato di Serie B, sviene il portiere Secco, Crotone 7 minuti di terrore, scontro col compagno, trauma cranico. Il Frosinone passa a Perugia, è primo con l'Avellino, vince il Bologna, colpo del Bari a Catania. Questo per la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport invece, Buffon attacca Totti, il portiere va contro l'amico per le polemiche su Juve-Roma. Mi è capitato spesso di perdere, ma non ho mai inveito o buttato lì illazioni. Questo fa male al calcio. Imbattibile Italia, leggiamo in taglio alto, non fermarti ora. A Malta per allungare il primato, un solo KO in 10 anni. Nelle qualificazioni non sbagliamo mai. Conte cerca il terzo successo. La Moldova blocca Capello in casa. Inghilterra, Svezia e Spagna vincono. E poi ancora, che paura a Crotone, il portiere crolla a terra. Serie B, Secco ricoverato dopo uno scontro. E poi ancora lo sdegno di Essien, non ho l'Ebola, il milanista zittisce gli sciacalli del web. Insomma, anche questo è un discorso che è stato analizzato la settimana scorsa. In particolare Tutto Sport con la Juve in primo piano, Tevez le suona a tutti, presidenti, dirigenti, allenatori di Serie A hanno votato il giocatore più decisivo del campionato e il miglior under 23 nell'Oscar di autunno. La Pasce ha stravinto, il Doriano Romagnoli è la sorpresa di questi primi mesi. Notte di festa a Malta per l'Italia di Conte, bagno di folla per la nuova nazionale diretta su Rai 1 ore 20:45, con tra l'altro aggiungiamo una folta rappresentanza, foltissima, di tifosi juventini. A Malta pare che sia davvero pieno di sostenitori bianconeri, di cui ovviamente quella sorta di Italia-Juve, stasera magari in tono un po' minore, visto che qualcuno a cominciare da Pirlo sarà in panchina. C'è però ovviamente la novità, Antonio Conte, non da poco. Toro, Glick eroe, con la Polonia vuole lo scudetto. Il Milan su Gil è il nuovo Thiago Silva. Poi la Serie B, Avellino primo con il Frosinone, Secco che paura. E ovviamente si sprecano le analogie. In molti hanno parlato del caso
Morosini, quello di 2 anni e mezzo fa, Morosini che purtroppo perse la vita tragicamente in quel Pescara Livorno. Lui giocava con la maglia dei toscani e c'è stato ovviamente l'episodio che ricordiamo tutti, tra l'altro sempre il Pescara di mezzo, perché ieri era partita Crotone-Pescara, e parliamo del portiere del Crotone Secco, in prestito dal Parma, così come peraltro è anche il secondo della squadra calabrese, Baiza, che ha preso il suo posto nel pomeriggio di ieri dopo la sostituzione. Per fortuna le cose sono andate bene per il portiere del Crotone e l'allarme è prontamente rientrato. Il Crotone ha perso in casa contro il Pescara 4-1 e dunque per fortuna stavolta non c'è stata nessuna sospensione, non c'è stato nulla di tragico nel prosieguo, perché Secco se l'è cavata, diciamo così, relativamente bene. Ha vinto il Bologna sul campo del Latina 2-1, è andato davvero a valanga il Livorno 6-0 sul Trapani, con un Frosinone che ieri sera ha vinto la sfida al vertice sul campo di Perugia, prima contro Seconda allo stadio Curi. Peraltro la squadra umbra, la formazione di Camplone, è alla sua seconda battuta d'arresto consecutiva, perché ha perso anche alla Spezia nel turno precedente. Ad ogni modo ieri a 1 minuto dalla fine ha risolto Dionisi, e poi Ciofani ha sbagliato anche un calcio di rigore in pieno recupero. Ha vinto il Frosinone, che adesso comanda la classifica del campionato cadetto, come abbiamo visto, insieme all'Avellino con 15 punti in 8 partite. Andiamo a parlarne allora con Riccardo Guglielmetti, Corriere dello Sport. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao Adriano, buon pomeriggio a te. Intanto iniziamo con un'analisi su questo inizio della Serie B, abbastanza caratteristico. Vediamo che le neopromosse stanno davvero muovendo passi da gigante. Intanto si è risollevato il Bologna, questo certamente, con 3 vittorie nelle ultime 4 partite, però quasi senza precedenti un avvio del genere di 3 su 4, perché poi non parliamo di un Entella che è l'antitesi invece di questo. C'è un Frosinone che comanda la classifica. Il Perugia era andato davvero spedito fino di fatto a settimana scorsa. La Pro Vercelli è distaccata solo di un gradino, soltanto di un punto. Questo ha detto l'avvio, con invece un Bari un po' più attardato, e poi lo stesso per squadre come il Pescara, lo stesso Brescia, non parliamo del Catania, e insomma i contenuti sono un po' sotto gli occhi di tutti. Livorno e Bologna, tra le squadre attese, stanno in ogni caso più o meno rispettando il copione. Sì, condivido perfettamente la tua analisi. È un campionato che, diciamo, ha ribaltato completamente tutti i pronostici del via, dove il Catania doveva essere in testa insieme al Bologna e al Livorno, che appunto erano state retrocesse in estate. Invece questo campionato si è aperto nel segno, come giustamente tu hai sottolineato, delle neopromosse. Fino alla scorsa giornata c'era il Perugia che era davanti, oggi invece c'è il Frosinone, che io l'ho seguito da vicino 2 settimane fa nella trasferta di Vercelli, e devo dire che la squadra di Stellone mi ha veramente, veramente colpito per il modo di giocare e soprattutto per la grande aggressività che ci mettono e la determinazione su tutti i palloni dal primo minuto fino all'ultimo. E questo secondo me è un aspetto veramente molto importante della squadra di Stellone. Tu hai giustamente sottolineato anche il Perugia e la Pro Vercelli, che come giustamente sto seguendo, e che in casa si è tolta diverse soddisfazioni. La prima con quella spettacolare vittoria per 3-2 sul Catania, e in seguito anche nell'ultima domenica contro lo Spezia, nonostante quel rigore molto molto generoso concesso da Di Paolo, che ha appunto cambiato l'esito del match.
E poi ti dico anche quella vittoria importante fuori casa su un campo come quello del Cittadella, un terreno tosto dove tutte le squadre hanno faticato la scorsa stagione e anche quest'anno, nonostante diciamo il Cittadella sia un pochettino in difficoltà. Pensavo un qualcosa in più da parte della Virtus Entella, perché secondo me si era abbastanza rinforzata, soprattutto in attacco, che aveva ottenuto le prestazioni di un giocatore come Marco Sansorini, che lo scorso anno, quando è arrivato a Novara, ha letteralmente cambiato il volto del reparto offensivo della squadra azzurra, e la sua assenza poi nel finale di stagione si è fatta molto sentire. Infatti poi in seguito davanti il Novara non aveva più un punto di riferimento nel reparto offensivo, e in seguito è stata inevitabile la retrocessione, come tutti noi sappiamo. È un campionato veramente molto molto interessante, dove le neopromosse sono protagoniste e secondo me hanno tutte le carte per giocarsi appunto la possibilità di rimanere lì davanti in quelle zone. Sono convinto che però il Catania piano piano nel corso delle prossime giornate verrà fuori da questa zona retrocessione, dato che adesso la formazione siciliana è penultima in campionato con soltanto 6 punti, però sappiamo tutti benissimo che il campionato di Serie B è un campionato lungo, dove se vinci 3 partite sali su e se ne perdi 3 di fila sei giù nelle zone basse. Sono quindi convinto che il Catania, così come anche il Bologna, che ha dato una importante sterzata nelle ultime giornate, riusciranno a ritornare nelle posizioni di testa dove giustamente li spetta. Credo ancora la Serie A ha detto il presidente del Catania Pulvirenti proprio pochi minuti fa nella conferenza stampa che insomma era piuttosto attesa dopo l'ennesimo passo falso ieri in casa contro il Bari, rimonta solo parziale per gli etnei affidati a Beppe Sannino, ricordiamo come allenatore. Importante la notizia che invece è arrivata un paio d'ore fa, relativa a Entella Ternana, la partita che avrebbe dovuto completare il turno e non si è giocata ieri per motivi meteorologici, per maltempo. Era in programma domani, ma ancora un nulla di fatto. Non si è dato il via libera da parte del GOS, gruppo operativo per la sicurezza, non si è dato il via libera alla partita, e condizioni avverse, condizioni meteo che persistono e che hanno provocato danni. Dunque Entella Ternana è rinviata, data da destinarsi ancora la settimana. Ricordiamo che poi ci sarà in ballo anche un turno infrasettimanale al campionato il 28 di ottobre, il giorno prima di quello evidentemente della Serie A. Stasera invece si completa il quadro con Varese Cittadella, altra partita che era data tra l'altro a rischio per lo stesso motivo, l'allerta meteo, non solo ci sente Riccardo. Proviamo a riprovare. Ecco, non sentivo. Ok, perfetto, adesso abbiamo ripristinato. Varese Okay. Cittadella, dicevamo questa sera, con quelli che sono tutti i problemi del caso per 2 squadre, soprattutto il Granata, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Sì, sicuramente in casa dei Veneti è l'ora di dare una sterzata importante a questa stagione, soprattutto dopo i 3 gol incassati lo scorso sabato nel match casalingo contro il Lanciano. La trasferta di Varese è sicuramente una trasferta molto molto impegnativa per la squadra di Foscarini, perché in questo inizio di campionato il Varese non ha mai perso una volta in casa. Al Franco Ossola infatti mai nessuna squadra è riuscita a superare la formazione di Bettinelli, e questa sera Foscarini ci proverà. L'allenatore purtroppo dovrà fare a meno di Rigoni, che lo scorso sabato, quando era entrato con il Lanciano, è stato subito decisivo, tanto da riuscire a trovare il gol del pareggio
maniera migliore. Lui e Tessera a Terni, ne parlavamo anche venerdì, insomma due tecnici che senza strafare stanno comunque facendo buone cose in linea con quello che era la passata stagione, che è stato il finale della passata stagione. Riccardo, parlavamo concludendo il discorso su Varese Cittadella. Tra l'altro devo leggere sul giorno Varese fa la danza dell'asciutto, e lo dicevamo anche prima, forti precipitazioni previste per stasera. Bettinelli è ottimista, si giocherà senz'altro. Queste le previsioni al momento non è data per ipotizzabile, ecco, la possibilità che la partita venga rinviata allo stesso modo di quanto è successo per Entella Ternana. Comunque completiamo il discorso su Varese Cittadella. Sì, guarda, io ti dico, non voglio fare polemica, ma penso che dopo che sia stata disputata lo scorso anno Varese-Novara su un campo oltre il limite, penso che non ci siano assolutamente problemi per far sì che questa sera la partita venga disputata. Da quello che ho saputo, comunque il Francosso, nonostante i problemi di drenaggio del terreno, è comunque in buone condizioni e quindi non dovrebbero esserci particolari problemi perché la partita venga disputata questa sera. Varese che, come dicevo appunto prima, cercherà in tutti i modi di portare avanti questa striscia di risultati utili dopo l'1-1 tenuto sabato scorso a Brescia, e potrà sicuramente contare anche sul fattore campo, dato che al Franco Ossola in questa stagione la formazione biancorossa non ha mai subito una vittoria, non una sconfitta, scusami, ben 2 vittorie e un pareggio. Questo è lo score della formazione di Bettinelli in queste 3 prime giornate casalinghe davanti al pubblico di casa. Il prossimo turno, che vedrà la provazione di giocare sul campo di Brescia sabato ore 15, c'è appunto, ribadiamo, un Bologna-Varese, c'è in anticipo Vicenza-Pescara, il Frosinone se la vedrà col Modena, poi Ternana-Livorno, tra le altre anche Lanciano-Perugia e un Cittadella-Entella collocato per lunedì prossimo, quindi altro posticipo per il Granata, che se dovessero perdere o comunque non fare il risultato anche questa sera sarebbe veramente come una sfida della disperazione, senza dimenticare anche domenica alle 18 questo Bari Avellino, che invece vale le zone alte della classifica, soprattutto per la formazione irpina al comando, come detto, insieme al Frosinone. Andiamo invece con anche un passo in Lega Pro, perché ferma la Serie A, ci concentriamo ancora in maniera più abbondante su quanto accade in terza serie. C'era una capolista, il Bassano, adesso lo è ancora, ma in coabitazione con Como e Real Vicenza. Ecco, c'è da dire che i Veneti hanno espugnato Lumezzane vincendo per 2-1. Il Como si è reso protagonista di una partita più unica che rara, perché perdeva 3-0 in casa con la Propatria e ha vinto 4-3, mentre il Bassano sul campo di Novara, partita che Riccardo tu peraltro hai seguito, si è portato avanti un gol ma poi è stato raggiunto. Sì, un pareggio che quello tra Novara e Bassano va molto stretto, penso ai padroni di casa, dato che il Novara aveva tenuto bene il campo e aveva sbagliato secondo me più che altro in fase di realizzazione, in fase di concretizzazione sotto porta. Tante le occasioni create da parte del Novara, dalla formazione di Toscano, che ha sicuramente dimostrato un passo avanti secondo me dal punto di vista del gioco, però mancava il gol. C'è stato poi quell'errore di Gustavo sulla fascia sinistra, che per una giocata che tutti ancora si chiedono il motivo, ha perso palla, non è riuscito a recuperare quel pallone, è passato in mezzo, e sull'unica occasione creata nella ripresa da parte della formazione di Asta è riuscito a trovare il gol del vantaggio. In seguito la buona reazione del Novara, che con Felice Varco, ormai l'uomo in più della sua formazione toscana, è riuscito a trovare il gol del pareggio. Un Bassano che comunque lo si sapeva che era un avversario tosto in trasferta, dato che aveva un'ottima striscia di risultati. Asta al termine dell'incontro
ne torneremo a parlare anche nelle prossime puntate. L'appuntamento con noi è per sabato ore 13:10, saremo in onda per la ripresa del campionato, per commentare tutto quanto starà per accadere, anticipazioni su Roma-Chievo e su Sassuolo-Juventus nello specifico, ma anche per quanto riguarda la giornata del campionato di Serie A. Ovviamente probabili formazioni del turno e tutti i commenti del caso. Stasera la nazionale italiana in campo su campo di Malta, ore 20:45 per la terza partita di qualificazione al campionato europeo. È tutto per quel che ci riguarda. Calcio Parlando si ferma qui, appuntamento come ribadiamo per sabato ore 13:10. Grazie in regia a Roberto Colombo, un caro saluto a tutti voi che siete rimasti all'ascolto e buon proseguimento da Adriano Ancona. Avete ascoltato Calcio Parlando.